La battaglia di Lepanto, una vittoria veneziana. Allora dobbiamo parlare di questa pace nefanda, il tempo scappa via, dobbiamo parlare il dopo battaglia, è tutta una cosa straordinaria, con una festa del mondo cristiano. L'amico De Biasi, mi pare che Manzolini, mi pare che abbia una particolare simpatia per i Savoia. Vabbè, no, per carità. Antipatia ecco, i Savoia avevano tre navi nella flotta, e ne ha perso una. A un certo punto, insomma, signori, un terzo della flotta era ancorata a Genova. A un certo punto l'ambasciatore veneto scrive al Senato delle grandi manifestazioni, fuochi di artificio, insomma una roba straordinaria. E dopo dice, sai, il duca, era ancora duca allora, non era ancora re, il duca mi ha chiamato così, finita la festa, eccetera, e mi ha fatto un discorso che io trasmetto per l'obbligo di ambasciatore. Sai, dice, voi avete preso 39 galere preda di guerra, galere turche preda di guerra. Insomma, 39, insomma, voi ne eravate. Io avevo 3 navi, insomma, una ne ho persa, dice, dei 39 ne avanzaste una da ricostruire la flotta nelle sue interezza. Il Senato gli ha mandato, fatto fare il giro e gli ha mandato la terza nave, se i Savoia hanno ristabilito la flotta. Un'altra cosa terribile. Una cosa terribile, storicamente arciprovata purtroppo. Delle navi turche prese, tranne quelle che si sono affondate evidentemente, quasi tutte avevano i cannoni marchiati col giglio di Francia. No, dico, c'era ancora da 200 anni la scomunica per gli stati, c'è l'embargo delle forniture di armi e la scomunica per l'interdetto per l'intero Stato che avesse fornito armi al turco, proprio assolutamente. A un certo punto Venezia ha fatto rapporto alla curia, alla Papa, dicendo, ma signori, insomma, abbiamo vinto, ma abbiamo avuto contro i cannoni francesi. E qua è una cosa, signori, va detta, perché questa è storia. E a un certo punto, diciamo, la Francia ha potuto documentare, non so se con fotocopie o con che cosa, che i cannoni li aveva venduti sì, ma al re di Svezia, con divieto di mandarlo al turco. E siccome il re di Svezia era protestante, delle scomuniche del Papa se ne fregavano proprio, e quindi hanno dovuto archiviare il processo di comparaggio, diciamo, perché ha dato la prova che effettivamente non ha venduto ai turchi. È un po' quello che succede oggi, no? È arrivato abusivamente. Come succede anche oggi, no? Si chiama triangolazione. Chiamatela come volete. Offshore. Questo è storia. La tecnica è la stessa. Allora questa pace nefanda. Dopodiché il Papa San Pio V è morto subito dopo. La Spagna si era alleata con Venezia per le esistenze del Papa, ma proprio non ci stava, proprio anche perché aveva i suoi problemi nell'Africa del Nord, con l'attuale Marocco, Libia, eccetera, quindi con problemi seri. E con il Doria si è portato a casa le sue navi e si è depilato, mentre lo spionaggio veneziano informava Venezia che il turco aveva i suoi arsenali sotto sforzo perché voleva vendicare, nella civiltà musulmana la vendetta è sacra, voleva vendicare lo sfregio avuto nella battaglia di Lepanto contro Venezia. E qua, signori, la politica è politica. Abbiamo dei resoconti, delle discussioni in Senato.
il Cappelletti, dei 13 volumi della storia del Cappelletti li riporta mezzo volume dedicato a questi signori. Insomma, a un certo punto da soli contro una flotta armata che si presenti in Bacino San Marco non siamo capaci di fermarla prima. Come arriva in Bacino San Marco Venezia con quattro cannonate, insomma, è fragile e via. Insomma, dopo un paio d'anni non era possibile trovare appoggi in altre nazioni, abbiamo rimborsato al sultano le spese della guerra che aveva perso. Signori, la pace ne fanda. Io ho scritto questo libro una decina d'anni fa, ma ho visto in 2 o 3 libri che citano proprio tra virgolette la pace ne fanda. Ha avuto purtroppo fortuna questa mia definizione. La politica porta anche a questo. Tristissimo, ma signori, cosa sarebbe stato se, questo non lo potrà dire nessuno, ma la diagnosi che avevano fatto è estremamente precisa. Se qualcuno vuole vederla, Cappelletti, Storia della Repubblica Veneta, 13 volumi, mi pare che sia il 7° o 8° volume, trova i resoconti delle discussioni, oggi li chiameremo parlamentari, dai, ecco, delle discussioni parlamentari. De Biasi. Ma la prima riflessione che faccio è ovviamente il lavoro, complimenti all'avvocato. La questione riguarda che, se non ricordo, ma per tutti i morti che ci sono stati tra i rematori, mi sembra di ricordare, però chiedo conferma, che questa sia stata anche l'ultima grande battaglia navale. Sì, questo... diciamo è l'ultima battaglia navale dell'arrembaggio, come dice il professore diceva. Fatto qui i rematori. Con i soldati di Tolda. Noi avevamo i soldati di Tolda che erano gli schiavoni. Cioè i dalmati. Quindi gente, insomma, praticamente, per assurdo che possa apparire, la battaglia di Lepanto è una battaglia di terraferma sostanzialmente, perché spada contro spada, insomma, come se fossero stati in terraferma avrebbero fatto la stessa sorte. Una volta che le navi si sono agganciate diventa un'unica piazza. E qua, la seconda riflessione mi porta all'attualità, sulla pace nefanda. La pace nefanda è mercantilizzata e questa è la politica. Se noi vediamo come sono state fatte e come sono state ricoperte d'oro le regioni a statuto speciale, esattamente nella stessa maniera, cioè della serie nulla cambia. Se noi pensiamo a come è stato fatto il patto De Gasperi-Gruber, a come è stata data fortissima autonomia alla regione Sicilia per evitare che diventasse l'ennesimo Stato, se è la pace nefanda dopo la seconda guerra mondiale, per usare questo termine. Sentiamo, cioè, alla fine questa è una battuta salata. Vabbè, ma per chiudere il giro, che dopo dobbiamo cambiare argomento purtroppo, allora volevo appunto un commento a quello che ha appena detto De Biasi. Allora, diciamo che sono anche 2 casi diversi. Nel caso del Sudtirolo, Trentino sul Tirolo, è sicuramente un aspetto che deriva anche da una situazione storica effettivamente molto particolare, e comunque io voglio ricordare che alla fine loro si tengono il 98% delle loro risorse, quindi più che essere ricoperti d'oro, ne danno una buona parte ai comuni confinanti. Sì, comunque dai conti pubblici territoriali dello Stato, abbiamo fatto noi uno studio scientifico da questo punto di vista, sono proprio esattamente, si tengono il 98% delle proprie risorse, non di altri, per cui non è che vengono ricoperti d'oro, semplicemente hanno un'autonomia molto forte. Il caso della Sicilia invece è diverso, però in quel caso effettivamente c'era il fortissimo rischio. Ricordiamo che in Sicilia c'era un movimento indipendentista molto forte, una parte chiamiamola più democratica del movimento di Finocchiaro Aprile, un'altra un po' più spiccia
che faceva capo anche all'Evis, aveva un vero e proprio esercito, e quindi il rischio indipendentista in Sicilia era veramente forte. E quindi ci fu una concessione dell'allora DC fondamentalmente, chiamiamola del CLN, non perché proprio comunque del CLN, CLN, PSI, esatto, che addirittura, ricordiamolo, in Sicilia si votò prima ancora che in Italia, certo. E questo fu comunque una politica che al tempo, al di là poi dell'uso che magari in Sicilia dell'autonomia è stato fatto, una politica che fu intelligente, devo dire. Qualcuno dice una pace nefanda, io dico invece che probabilmente, così come Venezia seppe fare una realpolitik pragmatica, ma tutto sommato intelligente, lo stesso gli sta la capacità di concedere anche economicamente libertà e possibilità ai territori, alle realtà, possibilità di autogoverno, probabilmente poi in quegli ambiti risolve dei conflitti che altrimenti non sarebbero sanabili. Cioè, Mazzolini, allora diciamo che finita la guerra l'Italia aveva una grande opportunità, visto che l'alleato principale erano gli Stati Uniti d'America e che quindi era uno Stato federale. In quello specifico momento doveva nascere una Repubblica federale. Non fu così. Perché mi pare che la Repubblica Veneta fosse una Repubblica. Sì, non solo stavo parlando della Repubblica Italiana in questo momento, no? Che potesse andare a scuola della Repubblica. No, ma d'altronde è vero, quella volta che gli Stati Uniti hanno preso dalla Repubblica Veneta fondamentalmente. Gli atti della Repubblica Veneta erano fatti gli Stati Uniti d'America. Le elezioni del Doge ha fatto scuola per le elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America col voto avendo questi tipi di esperienze, queste specificità che erano quelle dei liberi comuni, se vogliamo, e delle particolarità, quella volta doveva nascere una Repubblica federale. Non fu così, ma il sospetto mio è sempre questo, che Garibaldi ebbe l'appoggio della mafia, perché si costituisce e si muove a quell'epoca lì, e da quel momento in poi anche gli alleati, quando entrarono, ci entrarono con la mafia, perché la mafia fu protagonista di quelle che potevano essere delle informazioni e di quelle che potevano essere... Poi più piange manco. questo caso. E quindi ce la siamo trovata. Quando Garibaldi si adattava perché prima con la mafia, quando passò lo stretto con la Camorra, si andava in banca e i camorristi prendevano una parte delle risorse che c'erano nella banca. L'entrata a Napoli fu trattata con la Camorra, i camorristi dell'epoca. Certo. Va bene, insomma, comunque era questo. Prima di chiudere il tema, vorrei convocare una mozione, per quanto possa valere, dovrebbe venire fuori nella stampa del domani, quindi si anticipa questa sera. Ecco, il 25 aprile, la festa di San Marco, festa della Repubblica Veneta, guai chi la tocca. Però io vorrei che da questa conversazione molto simpatica nascesse questa mozione, il 7 ottobre, festa del popolo veneto, perché avevamo dai 35.000 ai 50.000 uomini all'epoca veneziani precettati e che hanno veramente, l'Agostino Barbarigo è un esempio. Vabbè, ma voglio dire, ecco, festa del popolo, abbiamo vinto noi, il popolo ha vinto, perché se i galeotti non fossero stati in buone ansare, non so cosa sarebbe successo. Certo non avremmo avuto Lepanto, avremmo avuto qualcos'altro. Si resta un'altra storia. Quindi il discorso è proprio, vorrei da questi incontri e ne stiamo facendo la festa del popolo veneto, che è il 7 ottobre, perché ha vinto il popolo veneto a Lepanto, punto.
Bene, allora Era quello che spiegavamo prima quando noi vedevo raccogliamo questa proposta. Cosa certo. dice? Cosa dice? certo, Non no, possiamo dedicare uno spazio solo per questo. D'altro canto inviteremo di nuovo l'avvocato Cacciavillani perché la storia del Veneto è importante e purtroppo la storia delle regioni d'Italia è stata soffocata da una storia che voleva unificare, omologare gli italiani. Una delle grandi bestemmie che io ho sentito, qualcuno invece la porta come se fosse una cosa bella, è fatta l'Italia, facciamo gli italiani. Gli italiani c'erano già. E la cosa bella degli italiani è che ciascuno ha una sua specificità, perché il siciliano ha una sua tradizione, anche se in parte gli è stata distrutta. Il Veneto ha una sua tradizione che in parte è stata volutamente fatta dimenticare dalle generazioni successive. I lombardi lo stesso, i genovesi altrettanto, anche se scappano quando fanno le battaglie, se la quella storia delle regioni non è stata sufficientemente insegnata nelle scuole, perché si voleva omologare, creare l'italiano, quello che doveva guardare l'impero romano, che è terribile descriverlo, e nell'impero romano dovevamo identificarci e dimenticare invece la storia vissuta nelle regioni. Questo è stato il grande errore. Ora, se siamo veramente su una repubblica democratica, io poi di indipendentismo ne parleremo più tardi, ma io suggerirei assolutamente di rimettere nelle scuole la storia del Veneto, la storia della Lombardia, la storia di Roma, come materia importante, perché sarebbe più appassionante che non le solite storie di Carlo V o Bonifacio VIII. Certo, allora sì, sono le 11:30, avvocato Cacciavillani, perché abbiamo parlato adesso parliamo del Veneto attuale. Adesso parliamo del Veneto attuale. Perché dopo gli 85 anni si hanno delle regole, una tempistica. Ora, sul tema che te vuoi affrontare. Sul referendum, cosa diciamo? Allora, dai. Sono colui che, insomma, ho difeso la regione Veneto in Corte Costituzionale. Esatto. Nel ricorso che il governo ha fatto. Quello che volevamo sapere è che come l'hai difesa regionale. Ora, no, questo me la devo raccontare perché nel sito potete vederlo per il TV nella Corte Costituzionale e via. A un certo punto io stavo parlando dell'articolo 2 dello Statuto del Popolo, dello Statuto della Regione Veneto, approvato dal Parlamento nazionale, non dal Consiglio regionale, che sia steso da quella mente di Feliciano Benvenuti è soltanto un orgoglio, perché era un carissimo amico, che recita testualmente: la Repubblica riconosce il diritto del popolo veneto all'autogoverno secondo le tradizioni storiche e culturali. Punto. Diritto del popolo veneto all'autogoverno. Ora, delle 20 regioni, 71, la legge 71, delle 20 regioni 5 sono a statuto speciale, lasciamo restare, ma delle altre 15 io vi sfido, perché l'ho esaminato col dito, se c'è una disposizione che parla del popolo della singola regione. Ce n'è una, l'articolo 20 dello Statuto della Sardegna, che parla delle tradizioni folcloristiche del popolo sardo, non l'autogoverno secondo è il folcloristico del popolo sardo, insomma i balli e compagnia cantando. Stop. Ora, a un certo punto, mentre stavo discutendo e dibattendo della sacralità è sacro, insomma, è legge dello Stato a questo punto qua. L'autogoverno non è che me lo diate voi, ce l'ho perché è la legge che me lo dà. A questo punto una consigliere, risparmio gli epiteti, batte un pugno sulla tavola, mai successo perché in Corte Costituzionale l'etichetta la plomb è ferrea, dice: qui in quest'aula si può parlare solo di popolo italiano.
volendo toccare la mia discussione, io mi sono fermato a lungo, dico, beh Presidente, dico, io sono qua a difendere la Regione Veneto, questa toga mi viene pagata dalla Regione Veneto e io devo difendere l'articolo 2. Mi rendo perfettamente conto che sono davanti alla Corte Costituzionale, la quale ha per Costituzione il potere di cancellare una legge. Se seduta stante voi mi abrogate il secondo comma dell'articolo 2, io smetto la mia toga, me ne torno a casa e la festa è finita. Però finché c'è, lasciatemi che lo illustri. Si sono guardati da loro che la figura del Pella che ha fatto sto qua. Vabbè, a un certo punto dice, beh, avvocato prego, continui. Io ho continuato commentando i commi e poi alla fine il commiato della conclusione, gli avvocati una volta mettevano estrema cura nella conclusione che è il punto finale, insomma, e dico, beh signori, lasciatemi concludere, si discuteva dell'ammissibilità del referendum, lasciatemi concludere con un proverbio veneto, venetissimo direi: la bocca la si lega solo ai sacchi. Devo spiegarlo alla Corte. Dice, no, dice avvocato, la Corte ha capito perfettamente e ha messo il referendum, per cui vado dicendo quando mi chiamano che abbiamo vinto la causa non sui commi ma sul proverbio. I proverbi sono veramente il distillato della saggezza popolare. La bocca la si lega solo ai sacchi, punto. Vabbè, ora a un certo punto sto referendum non cambia la storia, ma quei due Galliofi che oggi nella stampa si sono magnificati dicendo che non inutili sono delle sciocchezze, eccetera, ma questi per piacere si leggessero l'articolo 2, se lo leggessero, se riescono a leggere, perché penso che tanto leggere e scrivere può darsi che siano colti. Vabbè, per cui io sto difendendo il diritto del popolo veneto all'autogoverno secondo le sue tradizioni. Che la Regione Veneto abbia un torto nei miei confronti, nei vostri confronti, terribile, di non aver mai divulgato, mai fatto conoscere le tradizioni del popolo veneto, perché caspita, la veneticità si festeggia a Poenta e Osseti per le sagre, ma di cultura veramente veneta, di diritto veneziano, proprio non se ne parla mai. Ora il referendum va votato come impegno della giunta regionale di interpretare e applicare per ogni iniziativa che va a fare il richiamo alle tradizioni del popolo veneto, perché è un mio diritto. Io ho diritto all'autogoverno secondo le tradizioni dei miei padri, una cosa che mi avevo votato e mi sto accomiatando. E 2 mesi fa hanno fatto la legge sul risparmio dei suoli, giustissimo, andava fatta prima contro la cementificazione. Ora sti puntini, vabbè, non si sono ignoranti, proprio solidamente ignoranti. C'è una legge dei provveditori dei beni inculti del 1546, dico cercate di collocarlo per piacere, che parla del risparmio dei suoli, proprio stessa terminologia, per l'incremento delle produzioni agricole, perché dovevano comprare quindi allora il risparmio dei suoli allora per i prodotti agricoli, oggi contro la cementificazione. Ma è lo stesso principio che viene. I nostri padri si preoccupavano del loro territorio, perché il territorio è il posto dove si vive, è la patria dove si vive. Quindi a un certo punto, insomma, signori, queste sono le tradizioni del popolo veneto. Quando c'è un qualche problema, l'autogoverno del popolo veneto impone che lo si risolva. Sarà bene o sarà male, non lo so, con i vaccini hanno fatto una certa... però non potevano non parlare dei vaccini, che dopo sia parlato bene o parlato male non lo so, e ripeto la cultura tecnica, ma vi faccio notare che risale al 1400 l'istituzione della quarantena. Capita, i nostri padri, guariti dalla peste, non potevano entrare se non dopo una quarantena.
a tutela della salute propria e altrui. Questa è la tradizione del popolo veneto, guai se non le tiriamo fuori. Quindi un referendum che è uno stimolo. No, è uno stimolo alla giunta regionale perché faccia il suo dovere, mi faccia governare con l'autogoverno secondo le mie tradizioni. Vi ringrazio professor infinitamente. No, c'è il professor Casa che voleva dire qualcosa. Sì, ma soprattutto quello che è importante è che la gente veneta non può pretendere se non sa cos'era la gestione del Veneto. Quindi intanto sottolineiamo che hai pubblicato un libro che sulla battaglia di Lepanto, lo puoi far vedere? Facciamo vedere? Vogliamo in telecamere. Le telecamere. Lo tenga in verticale, eccolo qua, adesso la regia lo inquadra. Eccolo qua. È un'edizione esauritissima. Questo è il Tero di Montagnana. Qua ci sono i genovesi in fuga. Il soccorso ai vincitori. La seconda edizione è finita, doveva uscire oggi la terza edizione, ma sarò dalla macchina. Lo aspetteremo in libreria. Un attimo solo che andiamo in pubblicità, intanto grazie e salutiamo l'avvocato Cacciavillani. Andiamo pure in pubblicità. Siete veri un genovese che si